Buonasera a tutti, vi diamo il benvenuto da parte dell'amministrazione comunale di Vittorio Veneto. Questa serata si intitola Oltre il confine ed è stata organizzata dall'assessorato alla cultura con il supporto di IM. È un evento collaterale alla mostra fotografica di Giulio Piscitelli che avete forse visto già, ma che vi invitiamo ad andare a visitare se non l'avete ancora fatto, la mostra dal titolo From There to Here, che è allestita presso Palazzo Todesco a Vittorio Veneto in Piazza Flaminio, che è aperta al pubblico fino al 23 luglio 2023. Abbiamo questa sera Giulio Piscitelli stesso, e che è fotogiornalista, a breve lo presenterò, e Rossella Miccio, presidente di Emergency. Prima di presentarli come si deve e dare loro la parola per questo incontro, invito però a raggiungerci qui sul palco l'assessore alla cultura Antonella Oliana per un saluto. Allora, buonasera a tutti. Io sono felice di riavere qui Giulio, che abbiamo avuto con noi quando è stata inaugurata la mostra. Quando era Giulio, ti ricordi? Esattamente. Ai primi di aprile, e sono felice di avere qui Rossella. Ci tenevamo moltissimo ad averti qui come evento appunto collaterale alla mostra, che non so se hai visto, ma ecco, allora ti dico di andare a vederla, di osservarla attentamente, perché molte di quelle cose probabilmente le hai ben in mente, le hai ben impresse. Io posso dire questo: è stata sicuramente una mostra coraggiosa. Anzi, forse è proprio la parola che tu, Giulio, hai usato quando ci siamo conosciuti e mi hai detto è una mostra coraggiosa. Proprio hai usato questo termine, perché è una mostra che senza nessun tipo di filtro, nessuna epidermide edulcorata, ci mostra la realtà dei fatti storici che avvengono drammaticamente intorno a noi. E io ci tenevo moltissimo a questa mostra e quindi sono felice di averla organizzata e di poter far comprendere come occuparsi di cultura sia anche questo, sia dare la possibilità di vedere la realtà con i propri occhi, di riflettere su quello che accade, di far vedere visioni diverse, laterali oppure centrali, di chi le ha vissute dall'interno. E quindi è una mostra che sì, ci è voluto coraggio sicuramente a farla, perché io credo che l'abbiate vista, ci sono delle immagini che colpiscono profondamente e che non si possono dimenticare. Ma proprio per questo la mostra credo che abbia avuto il successo, perché sta avendo un notevole successo, e molte persone la vedono, molte persone scrivono sul libro all'ingresso e ci portano le loro testimonianze e mettono il loro pensiero. Ecco, l'idea di fare una mostra su temi come l'Ucraina, su temi come l'Afghanistan, ecco, probabilmente ce ne parlerete, ce ne parlerai Rossella nel piano, nel sottotetto, con quelle immagini così forti. E l'idea oggi di parlare di questo con due persone che queste realtà le hanno vissute e le vivono ancora direttamente, perché voglio ricordarvi che Giulio ha seguito la tragedia dei migranti dal deserto alla traversata del Mediterraneo, la rotta balcanica, per arrivare a quel miraggio che è l'Europa, e lui era con loro e l'ha testimoniato. Gli ospedali in Afghanistan, sono quelli di cui si occupa Rossella. Quindi l'aver potuto realizzare una mostra di questo tipo davvero fa capire come occuparsi di cultura sia anche dare appunto la possibilità di vedere le cose con occhi diversi, ma soprattutto di crearsi e di creare una coscienza critica. Ecco, se in questo siamo
Io come assessore alla cultura, la ditta IEM che su questo mi ha supportato e ha elaborato il progetto, se siamo riusciti a comunicare e a passare dei messaggi importanti che aiutino a riflettere e a comprendere la realtà al di là degli stereotipi o delle falsità che possono addirittura che possono essere comunicate, io credo che un risultato importante davvero l'abbiamo raggiunto, ma mi direte voi se poi è così. Grazie a tutti di essere qui questa sera. Grazie all'assessore Antonella Uliana e quindi procediamo con la presentazione dei nostri ospiti. Questa sera abbiamo con noi Rossella Miccio, che è la presidente di Emergency dal 2017. Rossella Miccio è laureata in scienze politiche con un master in assistenza umanitaria. Nel 2000 inizia a collaborare con Emergency come referente d'area per l'Afghanistan e per il Sudan. Ricopre poi il ruolo di External Relation Officer fino al 2007, anno in cui le viene assegnato il coordinamento dell'ufficio umanitario. Dal 2006 fa parte del consiglio direttivo dell'associazione, ha partecipato attivamente all'espansione internazionale di Emergency e dalla loro costituzione è presidente di Emergency UK dal 2008 e fa parte del board Emergency Belgium dal 2012. Nel 2015 entra nel Consiglio nazionale per la cooperazione e lo sviluppo internazionale, composto da 50 rappresentanti delle maggiori organizzazioni italiane di cooperazione e lo sviluppo. Ed è qua a Vittorio Veneto per la prima volta, ma non ultima, perché ce l'ha già promesso. Giulio Piscitelli invece, l'abbiamo già avuto all'inaugurazione della sua mostra a Palazzo Todesco, classe 1981, Giulio è fotografo editoriale, documentarista, il suo lavoro è legato principalmente all'attualità. Negli ultimi anni si è concentrato soprattutto sulla crisi dell'immigrazione in Europa, in particolare sviluppando Harraga, un progetto a lungo termine e ancora in corso, sul quale nel 2017 è stato pubblicato un libro edito dalla Contrasto Books. Giulio Piscitelli si occupa di cronaca di rilievo internazionale e ha documentato alcune delle storie di attualità più importanti degli ultimi 10 anni, pubblicando i suoi reportage sulle maggiori testate giornalistiche internazionali. Ne citiamo solo alcune, non sono tutte, ma c'è il New York Times, c'è l'Espresso, c'è Stern, Newsweek, Vanity Fair, Time, Internazionale, La Stampa e molti altri. Dal 2013 al 2023 ha fatto parte dello staff dell'agenzia Contrasto e dal 2019 è un collaboratore regolare del quotidiano olandese The Volkskrant. Allora adesso lasciamo naturalmente la parola a loro, questo sarà uno scambio, si conoscono, sono amici da molto tempo. A proposito di amici, ringraziamo per la sua presenza anche Mara Rumiz, che è qui con noi, responsabile della sezione di Venezia e membro del direttivo di Emergency. Grazie per essere qui, Mara. E a proposito di amici di lunga data, non solo di Rossella ma anche di Gino Strada, c'è con noi anche Paolo Campodall'Orto che ha lavorato proprio a Khartoum per tanti anni con Gino Strada. E Sonia con lui, certamente. Quindi siamo contenti perché questa è stata anche un'occasione di incontro, di amicizia dopo lungo tempo. Allora, l'incontro di questa sera si intitola Oltre il confine. Noi vogliamo veramente cercare questa sera di aumentare il nostro senso critico, il termine che ha usato anche l'assessore, che ci piace molto, e ascoltare la voce di chi quel confine lo ha varcato per il suo impegno, per la sua professione, con grande professionalità e può questa sera testimoniarlo. Cercheremo di andare oltre questo confine, che non è solamente un confine fisico, ma è anche un confine mentale, perché si tratta veramente di uscire da una bolla, da un'area di comfort in cui spesso ci troviamo e che ci rende un po' ciechi rispetto a quello che accade a livello internazionale che ci riguarda veramente. Quindi questa è veramente l'occasione per farci accompagnare oltre questo confine che un pochino ci abita tutti quanti. E quindi lascio la parola per prima a Rossella Miccio per un commento su questo primo spunto, sull'idea di questa serata. Grazie Rossella. Buonasera a tutte e tutti e grazie davvero innanzitutto per
per averla organizzata, per avermi invitato. Mi è spiaciuto non esserci all'inaugurazione, ma appunto ero in uno di questi posti di cui non si parla, era l'Etiopia, il Tigray in particolare, dove c'è stata una guerra violentissima durata 2 anni. Insomma, il grosso è durato 2 anni. Beh, in 2 anni si parla di almeno 600.000 morti, dai 600.000 al milione di morti, nel silenzio più totale, nella indifferenza del mondo, in uno dei paesi più grandi del continente africano, 120 milioni di abitanti, fa l'Etiopia, uno dei paesi da cui tantissime persone sempre più spesso arrivano o provano ad arrivare in Europa. Ecco, nonostante tutti questi legami, anche storici nostri con l'Etiopia, notizie non pervenute. E questo purtroppo è quello che noi continuiamo a sperimentare quotidianamente nel nostro lavoro. Quindi io credo che sia fondamentali iniziative come questa, non solo di stasera ma anche della mostra, giustamente come diceva l'assessore, perché questi spazi di riflessione, questi momenti in cui ci troviamo anche in maniera non filtrata, e credo che le fotografie di Giulio abbiano davvero questa capacità, questa immediatezza di andare proprio dritto all'essenza della situazione, siano uno strumento indispensabile per superare soprattutto i nostri confini mentali, quelli che ci costruiamo un po' per proteggerci, un po' perché come dire, viviamo davvero sempre più in questo sistema ipermediatizzato, per cui se c'è la realtà esiste solo se ci viene, come dire, ci viene presentata dai media, quindi tutto quello che non è mediatico non esiste. E questo purtroppo però ci crea dei confini, delle barriere che sono difficilmente permeabili. Io l'ho visto proprio negli anni, appunto, ho iniziato questa avventura nel mondo dell'assistenza umanitaria nel 2000. Sono passati 23 anni e ho visto un mondo che, nonostante la globalizzazione, è diventato un mondo sempre più chiuso, sempre più piccolo, sempre più ristretto, sempre più confinato, e non per questo più sicuro. Io non so la sensazione che avete voi, ma questi anni ci hanno detto che bisognava appunto far la guerra al terrorismo di qua, investire sulle armi di là. Ancora oggi si parla di aumentare l'investimento in armamenti della NATO per essere più sicuri. Beh, abbiamo raggiunto quasi 3.000 miliardi di dollari di spese annuali in armamenti l'anno scorso. Io non mi sento assolutamente più sicura oggi rispetto a tanti anni fa, anzi, queste chiusure e questo approccio credo che ci abbia portato davvero ad un mondo molto più insicuro, in cui proviamo davvero a trovare una soluzione chiudendoci in noi stessi. Ecco, io credo che dal nostro punto di vista, anche di operatori umanitari, la possibilità di avere persone come Giulio che non fanno il nostro lavoro, ma hanno, come dire, lo stesso obiettivo, e cioè quello di avvicinare, di abbatterli questi confini, quello di avvicinare persone che sono in posti diversi. Noi lo facciamo con gli ospedali, provando a curarli, ma anche raccontando quello che vediamo. I fotografi lo fanno con uno strumento che ha una potenza e un'immediatezza importantissima e molto diretta, e quindi credo che proprio questa sinergia possa essere, io mi auguro che sia, uno strumento un po' per scardinarle queste logiche, perché credo che sia davvero indispensabile. Siamo arrivati ad un punto in cui o ci diamo una svegliata tutti, oppure davvero ci avviciniamo ad un futuro un po' cupo. Però
anche la presenza così numerosa in questa sala, il successo della mostra, eccetera, credo che ci dia proprio dei momenti un po' di speranza da questo punto di vista, no? E credo che la speranza poi sia anche quello che ci fa andare avanti continuamente nel nostro lavoro, almeno nel mio. Non so, per Giulio immagino che sia più o meno la stessa cosa. È così Giulio, cioè l'illusione della sicurezza attraverso la chiusura, l'innalzamento dei confini, gli armamenti, eccetera, e poi le persone che operano e le persone che raccontano per cercare invece di abbattere questi confini che vengono costruiti. Ma c'è questa speranza nel tuo lavoro? Avverti che questa cosa funziona? Allora, io purtroppo io sono senza peli sulla lingua, quindi purtroppo ti dico che io personalmente è ovvio che spero sempre che le cose possano andare nel migliore dei modi, però sono anche un grande pessimista, che significa essere molto realista. E come giustamente diceva Rossella, soprattutto negli ultimi anni c'è stato un ribaltamento di quello che nella mia gioventù era il discorso del un altro mondo è possibile. E negli ultimi 10 anni soprattutto c'è stato un ribaltamento netto di questa concezione. Cioè, io onestamente più che un altro mondo è possibile, a questa frase ci aggiungerei un punto interrogativo. Cioè, perché, scusatemi, io mi trovo come Rossella, come tanti altri, a raccontare per quanto ci è possibile, perché non è possibile raccontare tutto, non è possibile vedere tutto, perché appunto è troppo vasto quello che succede, è troppo vasta la varietà del mondo nella sua bellezza e nelle sue estreme bruttezze. Continuiamo, almeno dal mio punto di vista, ad arrancare nel racconto di un qualcosa che, mi dispiace doverlo dire, è già stato visto. Quindi c'è speranza, la speranza è l'ultima a morire, non c'è dubbio, deve essere l'ultima a morire, però bisogna anche essere molto un po' realisti ogni tanto e uscire da quel confine. E per fare questo, secondo me, è un mio punto di vista ovviamente, per essere realisti, per guardare in faccia il mondo nel quale viviamo, che poi è anche sbagliato, perché poi in realtà non è il mondo che viviamo, il mondo che viviamo noi è un mondo tranquillo, voglio dire, un mondo che per fortuna ci dà la possibilità di vivere ancora discretamente bene, nonostante tutte le grandi mancanze che ognuno di noi vive. C'è un altro mondo che spesso non ha il minimo e, come vi dicevo, alle volte cadono le braccia, perché praticamente dici, ma questa roba io già l'ho vista, e non l'ho vista perché l'ho fotografata io, l'ho vista perché l'ha fotografata qualcuno 30 anni prima, se non 40 anni prima. Cioè, io sono cresciuto con le foto della fame in Africa, voglio dire, e tuttora si parla di intere parti del mondo dove ci sono persone che non mettono il piatto a tavola, voglio dire, questa per dirne una. Quindi più che la speranza, per quanto mi riguarda, io nutro la volontà di essere incazzato nero, sinceramente, vi direi, perché qualcosa ti viene tolto, perché, perché la speranza me l'hanno tolta. A me come generazione, voglio dire, io sono la generazione X, agli anni 80, voglio dire, cioè, te l'hanno tolta la possibilità che qualcosa vada bene. Cioè, non sta andando bene, non va bene. E quindi è il mio modo di affrontare questa cosa. Io l'ho trovata, se così vogliamo dire, nella fotografia, che alle volte mi pesa, lo ammetto, cioè, perché io non sono nato fotografo, giornalista, quindi alle volte, a distanza adesso di oltre 12 anni, alle volte dicevo, ma che cosa sto vedendo, di cosa mi nutro, di cosa sto nutrendo la mia anima, voglio dire. E questa cosa mi fa arrabbiare, perché invece io vorrei stare bene, cioè è sbagliato nutrirsi di malessere. Però allo stesso tempo sono contento
del percorso che fino ad ora ho fatto, perché non mi ha reso un dormiente. Cioè io fine a prima che conoscessi il giornalismo, la fotografia, più che a me la fotografia, più che il giornalismo, perché il giornalismo purtroppo ha dei grossi limiti. Prima che diciamo incominciassi a utilizzare la fotografia per rivolgermi e conoscere l'altro, era tra virgolette un dormiente, uno che cioè, come tutti i ragazzini si fumava le canne pure all'università, voglio dire, cioè, non avevo particolare interesse nel conoscere quello che era oltre il mio confine, oltre la mia bolla di sicurezza, voglio dire. Poi a un certo punto mi è arrivata una pietra in faccia, perché la prima volta che mi sono ritrovato sotto casa a provare a fotografare una persona che viveva sotto un cartone, mi sono domandato se fosse normale, voglio dire, questa cosa. E ovviamente la prima risposta, per quanto io fossi ancora un ragazzo poco interessato a tutta una serie di dinamiche, mi dissi no, non è normale. Certo, ovviamente molto di questi ragionamenti viene anche da quello che tu sei, da quello che è la tua famiglia, quello che sono i tuoi insegnamenti, quindi l'apertura alla domanda, a porti delle domande e metterti in discussione. Però negli anni le esperienze, e soprattutto negli ultimi pochi anni, voglio dire, l'ultima è stata a Cutro mi sono cadute le braccia a terra, voglio dire, cioè, ho detto, cioè, questa cosa cioè non era nulla di nuovo, cioè la cosa triste è che non era nulla di nuovo, questo sto cercando di dirvi, cioè, io da giornalista non mi scioccavo più, e poi a un certo punto mi sono fermato a dire, cioè tu sei talmente abituato a questa cosa che non ti tocca quasi più, e questa cosa è la peggiore cosa che ci può succedere, cioè perché se anni fa la sensibilizzazione per esempio sulla guerra in Vietnam, sulla fame in qualsiasi posto dell'Africa subsahariana, in qualche modo toccava una serie di persone, toccava una serie di cuori, adesso è diventato normale, sta diventando normale, e questa cosa non va bene. E questa cosa mi fa arrabbiare profondamente, soprattutto quando poi mi accorgo che diventa normale addirittura per me. Cioè, questa cosa mi pone delle domande, cioè dove stiamo andando? Cioè, e io che cosa sto facendo? Cioè, il mio lavoro, che ovviamente io lo ripeto sempre, io non ho la presunzione che le mie fotografie possano in qualche modo cambiare le cose, essere testimonianza, io non ce l'ho questa presunzione, io faccio le foto a determinate tematiche perché ho interesse attraverso la fotografia a capirle, e poi ovviamente spero che qualcuno possa essere interessato a soffermarsi, a ragionarci. Però allo stesso tempo poi ti poni la domanda del che senso ha? Cioè tutta sta roba, voglio dire, cioè è un'autoreferenzialità dell'andare a vedere, è un masochismo per dire io sono stato in una zona complicata, cioè qual è il senso se poi in realtà noi conosciamo tutto e non cambia niente? Perché se può sembrare, secondo me, una domanda un po' infantile, però allo stesso tempo è anche la domanda più semplice. Quando tu sai che c'è un problema e non lo risolvi, cioè non è stupido, cioè a un certo punto non comincia a diventare frustrante, voglio dire. E allora, per rispondere alla tua domanda iniziale, c'è speranza? Io ci spero, cioè che ci sia speranza, perché cioè, lo spero seriamente, voglio dire, però non è confortante quello che leggo, quello che vedo da fatto da altri colleghi anche molto bravi, voglio dire, perché mi pone delle domande che in realtà mi pone dei limiti, dei confini che sarebbero già dovuti essere oltrepassati molti anni fa, voglio dire, secondo me. È difficile fare degli interventi, degli intermezzi con le vostre testimonianze, con quello che portate, perché qui sono veramente degli spaccati umani anche della vostra umanità, perché quello che ci sta raccontando in questo momento
Giulio, è anche il punto di vista personale di chi questo lavoro lo fa e fatica a trovarci un senso. Ora, la domanda forse potrebbe essere questa, perché so che a questa cosa Rossella è sensibile, perché uno dei motivi per cui spesso insomma, ci teniamo lontani da certe cose è che sembra che per varcare quella soglia, per fare qualcosa, per svegliarsi, per non essere più dormenti, si debba realizzare qualcosa di grandioso, cioè fare delle scelte di vita che sconvolgono la nostra cerchia familiare o la nostra routine, eccetera. E allora poi diventa anche un po' comodo, un po' facile chiamarvi eroi o dare definizioni come queste che servono a tenere un po' lontane le persone come voi che quel confine lo varcano. Però sappiamo che tu sei molto allergica a questo termine, a questo concetto e quindi per aiutarci ad avvicinare anche la vostra esperienza a quello che può riguardare tutti, perché altrimenti rimane molto lontano e poi in qualche maniera ci si deve anche un po' difendere da esempi che vengono percepiti come distanti. Ecco, ragione per cui realizziamo anche gli incontri in presenza per mostrare che siete umani. E che, Umanissimi, assolutamente, anzi proprio allergica alla parola eroe, perché proprio cioè, non rappresenta me personalmente, ma non credo che rappresenti nessuno in Emergency. Anzi, credo che almeno per quel che riguarda Emergency, questa realtà sia proprio l'esempio concreto dell'antieroe. Nel senso che sicuramente ci sono persone come Gino Strada che l'ha fondata, come me, come Paolo e Sonia quando hanno lavorato con noi, eccetera, che fanno delle scelte magari non per tutta la vita, per periodi della propria vita, di mettersi a disposizione in maniera, come dire, diretta, oltrepassando il confine della nostra quotidianità un po' più tranquilla per provare a capire che cosa succede dall'altro lato e provare a dare una mano con le proprie capacità e con le proprie competenze. Però Emergency non avrebbe mai potuto arrivare a curare quasi 13 milioni di persone in 30 anni di lavoro soltanto perché c'erano medici, infermieri, logisti, amministratori che volevano andare a curare delle persone. Per poterlo fare, per poter essere davvero d'aiuto, per poter fare il proprio piccolo pezzettino, c'è bisogno di tanto, c'è bisogno di tantissime competenze diverse, ma c'è bisogno anche di tantissimo supporto affinché queste competenze possano essere messe a frutto nella maniera più appropriata. E quindi c'è bisogno di volontari, c'è bisogno di chi raccoglie fondi, c'è bisogno di chi parla, c'è bisogno di chi fa le foto, c'è bisogno di davvero riuscire a creare un sistema. Che è un sistema nel quale però ciascuno sente la responsabilità, perché io credo che questa sia un'epoca di forte crisi proprio della responsabilità. Ci hanno davvero fatto il lavaggio del cervello dicendoci che tanto sono cose troppo grosse e nessuno di noi le potrà mai cambiare. Sicuramente singolarmente nessuno di noi lo potrà fare. Però ecco, io invece sono un po' più ottimista di Giulio, continuo a pensare, ma perché lo vedo? Lo vedo quotidianamente nel nostro lavoro, nei nostri ospedali, quanto la determinazione a voler realizzare un modello di relazione tra le persone diverso da quello della violenza, diverso da quello della guerra, diverso da quello degli abusi e dei soprusi, sia sempre più difficile da realizzare, sono d'accordissima con Giulio, cioè io in 20 anni proprio la situazione l'ho vista molto molto peggiorare, proprio nella quotidianità facciamo molta più fatica oggi a fare le stesse cose che purtroppo facevamo 15 o 20 anni fa, quindi sicuramente è sempre tutto più difficile, ciò nonostante però riusciamo a farle. Ciò nonostante, non so, siamo riusciti a mettere in piedi un centro di cardiochirurgia in Sudan, ancora oggi con una guerra civile, anche questa scoppiata 3 mesi fa, di cui nessuno parla,
un ospedale che, nonostante la guerra civile, nonostante siano andati via tutte le diplomazie, tutte le rappresentanze internazionali dal Sudan, è ancora lì, che lavora, che cura pazienti, che ospita anche il personale sudanese, che lì si sente più sicuro, che è voluto rimanere perché aveva la responsabilità di garantire le cure ai pazienti che erano stati operati e a quelli che avrebbero avuto bisogno di intervento. E questo è stato possibile, è possibile perché c'è questa condivisione di valori innanzitutto, questa concretezza dell'azione, questa coerenza anche, questa responsabilità e questo nostro esserci come organizzazione, ma noi siamo potuti rimanere lì perché comunque qui in Italia c'era chi, a partire dai volontari, a partire dalle persone che ci sostengono, che ci dava poi la possibilità, gli strumenti di poterlo fare. Perché per esempio una delle cose che è successa a causa di questa guerra, questo ospedale, che è un esempio unico in tutto il continente africano e che sta facendo da esempio per gli altri paesi, per creare una rete di centri d'eccellenza affinché anche in Africa il diritto alla cura, il diritto alla salute abbia lo stesso contenuto che vogliamo per noi stessi. E questa è una cosa in cui noi crediamo veramente tantissimo, perché fa la differenza, fa davvero la differenza restituire dignità alle persone concretamente. Questo ospedale è andato avanti per tanti anni anche grazie al fatto che il governo sudanese, che non è un'istituzione filantropica di cui noi non abbiamo mai sposato le scelte, però abbiamo insistito affinché anche loro si assumessero la responsabilità di garantire il funzionamento di quell'ospedale e quindi garantivano il 50% dei costi di gestione. Nel bilancio dello Stato del Sudan c'erano dei fondi, tanti, $5 milioni l'anno, per garantire cure gratuite ai cittadini sudanesi e ai pazienti che arrivavano da altri paesi africani. A causa della guerra si è bloccato tutto, ovviamente, quindi immaginatevi la situazione in cui dici adesso che faccio? Come faccio a portarla avanti quella struttura? Perché gli stipendi al personale devo pagare, i farmaci che servono ai pazienti devo pagare, il cibo per i pazienti, il carburante per le macchine, per i generatori, c'è bisogno di fondi. Beh, per fortuna si è messa in moto tutta una macchina di supporto, quindi grazie a tante persone che non sono in Sudan, non hanno la possibilità o le capacità o le competenze necessarie in Sudan, ma sono qui e si sono messi in moto per far sì che questa avventura non si fermasse, che la guerra non la bloccasse. E il risultato è che non solo il Centro Salam sta andando avanti, ma che stiamo ampliando le attività sia legate al Centro Salam con la creazione di altre cliniche in zone del paese per poter garantire il supporto ai pazienti che sono scappati da Khartoum, ma anche attività di chirurgia di guerra, perché purtroppo la guerreggiata c'è, le persone sono ferite perché costantemente, quotidianamente ci si spara, si bombarda, eccetera, eccetera. E quindi stiamo riuscendo a trovare le risorse per poter addirittura ampliare le attività. E io non credo che questo lo stiamo facendo perché siamo dei supereroi, assolutamente, perché siamo una realtà però che ha fatto della coerenza del proprio mandato, credo, la bussola che ci permette di lavorare. E questo alla fine forse è quello che, come dire, ci dà anche poi quella speranza di cui parlavo prima. Quindi la determinazione, se siamo riusciti a farlo noi, che siamo una realtà piccolina, vuol dire che veramente la volontà di cambiare le cose è quella che manca. E forse su questo dovremmo interrogarci un po' di più, credo. Grazie. Ed è anche una delle cose che più caratterizzano Emergency da sempre, il fatto di andare veramente oltre dei confini di apparente impossibilità, cioè di riuscire a fare delle cose dove sembra impossibile farle, a partire da Kabul, adesso hai citato Khartoum. Fra l'altro a Khartoum c'è stata proprio un'esperienza diciamo continentale per la costituzione di una rete di centri di eccellenza appunto a partire dall'esperienza di Emergency. Ecco, adesso la guerra sta in parte, per come ci ha raccontato, ostacolando questa
Ecco, esatto. Però la caratteristica dell'emergency è che quel confine si trova comunque il modo di varcarlo e questo è sicuramente una delle cose che più vi caratterizzano. Giulio Piscitelli, passando ora a uno degli argomenti che più hai trattato, che più hanno caratterizzato il tuo lavoro. Tu i confini li hai veramente varcati fisicamente, con un'esperienza diretta, non solo per documentarla dall'esterno. Questa è una cosa di cui tu ti senti di raccontare qualcosa questa sera, di portare qualche elemento personale? Sì? Te lo possiamo chiedere. Quale dei confini vuoi fare? Diciamo una rotta con molti confini. No, allora, Insomma, non sei stato da fuori a fotografare questi fatti, li hai vissuti da no, non lo puoi fare da fuori, dai, nessuno dei fotografi lo potrebbe mai fare da fuori, voglio dire, non è possibile, voglio dire. Comunque ti ci devi immedesimare in qualche modo, poi sta a te capire quanto ti ci vuoi immedesimare. Ehm, il mio lavoro sull'immigrazione in realtà io tengo spesso sempre a dire che non è un lavoro solo sulle rotte, perché a Raga è un lavoro sull'immigrazione, ma l'immigrazione non è solo rotte, non è solo confini, sono sì confini, ma sono anche appunto molti confini mentali, molti confini culturali che a distanza di tanti anni ancora non sono stati sorpassati. I confini ce l'abbiamo in Italia, ce l'abbiamo in Europa. Io adesso sto cercando con la collega con la quale lavoro di entrare in uno di quei posti che è confinato all'interno del nostro confine, ovvero di ritornare, perché già c'è lo Stato, ovvero i CPR, i centri di espulsione per migranti. E i confini sono appunto, cioè, per me la concezione di confine, cioè ogni volta che ti ritrovi, non so se qualcuno di voi sia mai stato su un confine, voglio dire, perché per me è sempre una cosa un po' strana, perché in realtà il confine è una cosa che veramente ce l'hai in testa tu, perché in realtà non esiste il confine, cioè è una cosa che uno Stato dice qua è il confine, qua incomincio io, là finisci tu. Ma che significa? Del resto tutti i confini che sono stati creati sulla carta hanno storicamente creato degli sfaceli, pensate al Medio Oriente, pensate esatto, a Israele, eccetera, eccetera, voglio dire, ma prima ancora di Israele, voglio dire, basta che pensi alla divisione fondamentalmente dell'Iraq, Siria, eccetera, eccetera, l'Afghanistan stesso, voglio dire, via dicendo. Ma voglio dire, nelle guerre precedenti, adesso non voglio dire inesattezze storiche perché non lo ricordo, perché sono pessimo con la storia, però voglio dire, la stessa Europa, voglio dire, la stessa Italia, voglio dire, cioè ci sono io ultimamente sono andato per la prima volta a Bolzano, voglio dire, per lavoro, e mi sono trovato di fronte a delle discussioni e dicevo, ma come stai dicendo? E quello dice no, perché no, in realtà noi qua, cioè, c'è gente che dice no, noi vogliamo l'indipendenza perché noi siamo tedeschi. Ho detto, ma come siamo tedeschi? Cioè, che significa? Cioè, tutta una serie, quindi il confine è una cosa che secondo l'uomo in qualche modo ha creato e in realtà è, tra l'altro è un confine, è una trappola nella quale ci rimani dentro da solo fondamentalmente. Ed è terribile perché significa praticamente crearti un limite, quando il limite in realtà non c'è. Crearti un limite nel sociale, crearti un limite nei legami, creare un limite nella rappresentazione di noi, non nella rappresentazione di me o te, nella rappresentazione di noi. E nel momento in cui tu fai un confine, non è più noi, sono io e voi. E questo è già un limite. Ed è un problema. Ovviamente questa rappresentazione del confine e quindi del limite non può non essere una parte importante di un lavoro sull'immigrazione che parla dell'immigrazione del nostro mondo, non di un altro, che è un mondo fatto, ahimè, di confini, di grandi confini, di confini che sembravano affievolirsi, no? Con la caduta del muro di Berlino e che invece non si erano mai affievoliti, in realtà sembrava a noi, in parte perché noi ci sentivamo in questa simpatica bolla di tranquillità, ma in realtà i confini ci sono sempre stati. L'esempio è
la guerra in Ucraina, voglio dire. Con lo scoppio della guerra in Ucraina noi siamo di nuovo in guerra fredda, in realtà semifredda, molto semifredda, voglio dire. E stiamo parlando dello stesso tipo di divisione europea, voglio dire, un po' più, qualche chilometro in più, qualche chilometro in meno, voglio dire, però stiamo là. E nell'immigrazione, per chi migra, questi confini non sono mai andati via, cioè sono sempre stati ben chiari, anche perché poi bisogna anche dire che il confine è un concetto abbastanza labile a seconda del posto dal quale provieni. Nel senso che il confine per me sarà diverso che il confine per un afgano. Cioè, e quindi ovviamente non incuterà lo stesso timore a me come lo incute a un ragazzo afgano, per intenderci. E nel racconto di questa epopea dell'immigrazione, sì, ne ho visti alcuni, voglio dire, e non sono belli, voglio dire. Non sono belli nel senso che ecco, mi portano a fare queste riflessioni, no? Su questa limitazione che il genere umano si autoinfligge, voglio dire. E tutti i giorni la cosa terribile è che in realtà noi lo diamo per scontato il fatto, anzi in realtà adesso ce l'ho con i governi attuali, non solo in Italia ovviamente, in tutto il mondo, cioè, dall'America, dagli States, scusatemi, all'America, all'Europa, all'Italia, ultimamente la Tunisia, voglio dire. La Tunisia si è risvegliata estremamente xenofoba, ma ovviamente avendo dei buoni maestri, ovviamente prima o poi il seme attecchisce. Si è risvegliata e ha detto: io sbatto i subsahariani, ve li sbatto tutti quanti sul confine libico, sono fatti vostri, voglio dire. E quindi noi in qualche modo, ecco, sempre la bolla di sicurezza, la bolla di tranquillità, perché noi non lo viviamo fondamentalmente questo problema del limite, del confine, mentre per molte altre persone è una tragedia infinita, perché il loro passaporto non gli permetterà, se parliamo di questioni migratorie, di attraversare quel confine in agiatezza. Noi questa cosa, cioè moralmente, culturalmente, non la possiamo capire. Non ci arriviamo perché è troppo lontana da noi, cioè per noi è inammissibile che io mi presento al confine con l'America, è vero, mi chiedono la green card, ma te la danno la green card e non ti fanno entrare, devi aver combinato qualche casino se non ti fanno entrare, mentre invece per un ragazzo, non facciamola troppo lontana, appunto per un ragazzo tunisino non è normale, cioè non è naturale, non è facile attraversare un confine di un aeroporto, non del mare, perché là stiamo parlando già di un'altra roba, per arrivare in Italia. E questa cosa ovviamente dei confini come giornalista, come fotografo, come essere umano, ovviamente negli anni mi ha portato a ragionare, no? Sugli standard di accesso al benessere, perché cioè, quella è una metafora, cioè, è quello che si dice spesso, cioè chi è più attento a queste discussioni lo sa, perché si dice spesso, cioè il mio passaporto vale più del passaporto di un altro, e quindi questa cosa ti dice che ci sono due mondi, se non tre, se non quattro, voglio dire, di accesso al benessere, e questa cosa è terribile. Cioè, è una cosa che noi la diamo per scontata, voglio dire, ma ecco, ma non dovrebbe nel 2024, voglio dire, in un mondo appunto super connesso, interconnesso, super comunicativo e via dicendo, noi diamo per scontato che tu ti devi stare là e io invece posso andare girando. Ma perché? Cioè, in realtà non doveva essere così. Cioè, anche tutte le discussioni sull'Europa unita, cioè quella era bellissimo, la discussione sull'Europa unita, cioè era una cosa fighissima, perché ti parlava di un'apertura, non ti parlava del voi state là, anzi no, noi andiamo verso l'apertura, andiamo verso la possibilità di girare, camminare, andare incontro ad altri e via dicendo. Però poi qualcosa è andato storto, o meglio è andato storto soprattutto per gli altri, perché quella cultura dell'apertura si è fermata a noi,
cioè si è fermata alla nostra possibilità di aprirci e andare verso di voi. Però se voi dovete venire qua, no, vi fate il confine. Sarà il confine a decidere se tu potrai venire o meno, voglio dire. Ed è terribile questa cosa, lo ripeto, perché il confine diventa un'arma. Il confine non è più una barriera, è un'arma, soprattutto quando poi si va incontro a discussioni, a politiche estremamente restrittive. Non che le precedenti fossero migliori, non è che stiamo parlando di rose e fiori precedentemente, però negli ultimi tempi in tutti i paesi del mondo il confine diventa quel monstrum, quel Golgota che ci terrà al sicuro da tutto, cosa che ovviamente non è, anzi, cioè in realtà ci terrà al sicuro da non conoscere qualcuno, dagli altri, da non avere altri problemi, ma tanto avrai i tuoi problemi interni. Quindi diventa poi tra l'altro un qualcosa sul quale porre l'attenzione, spesso per togliere l'attenzione da altre problematiche. Cioè è proprio un classico, voglio dire. Io non è che lo dico perché sono uno che è pro open border, che ovviamente lo sono, voglio dire, però è così, giornalisticamente, voglio dire. Cioè la questione migratoria viene utilizzata oramai da anni per distogliere l'attenzione da questioni più importanti. Se vogliamo ragionare solamente sull'Italia, cioè anche con, voglio dire, solamente la russa può obiettare una cosa del genere. Cioè l'Italia ha problemi più gravi, seri, che possono anche poi abbracciare la gestione dell'immigrazione, voglio dire, dei suoi confini, che possono essere porosi all'utilizzo delle mafie, robe varie, tutto quello che vuoi. Ma non credo che il problema principale dell'italiano medio sia il quantitativo di persone che attraversano l'Italia, voglio dire. Cioè, io vi faccio un esempio personale, ecco, ricollegandomi alla sanità pubblica, perché le scrissi manco a farlo apposta. Io a marzo scorso, per la prima volta in vita mia, sono stato a contatto con un ospedale pubblico per un intervento abbastanza serio e per la prima volta sono entrato a conoscenza di quello che è la sanità italiana. Ok? E io davvero per la prima volta ho detto, cioè noi facciamo tutto il discorso, i confini, il problema del confine, siamo attaccati e robe varie, e poi io stavo morendo di setticemia in un ospedale pubblico. Perché nell'ospedale pubblico non c'era assistenza. Allora questa cosa dei confini nel mio ragionamento sull'immigrazione diventa, ecco, una visione critica di ciò che stiamo vivendo. Sì, avete costruito 20 chilometri di confine tra Spagna e Portogallo, tra Spagna e Marocco, e poi stanno gli ospedali anche in Spagna che non funzionano, voglio dire. Quindi il mio lavoro sull'immigrazione è un lavoro certo di documentazione di un fenomeno che esiste, che è grave, che dovrebbe essere gestito in tanti altri modi, però è anche un modo perché io spero possa essere utile a porre dei termini di paragone, dire sì, c'è un problema, però perché questo problema non viene gestito? Perché in realtà ci sono altri problemi interni anche più gravi probabilmente, che non sono i confini, anche magari, ma sotto altri profili probabilmente. Su questo Su questo c'è una sezione intera del tuo lavoro, lo dico anche per rinnovare l'invito a visitare la mostra, perché ci sono delle foto che non si direbbe fossero scattate in Italia, invece sono scattate in Italia. Tu prima hai citato i centri di espulsione, posti fra l'altro impenetrabili, con dei confini fisici e burocratici di difficilissima valicazione, perché nella mostra ci sono anche dei pannelli che raccontano tutta la fatica che hai fatto per riuscire a entrare in questi posti e scattare le foto che hai scattato. E quindi su questo tema delle questioni interne anche Emergency lavora, perché poi spesso una delle accuse alla cooperazione internazionale, però vabbè, andate a risolvere il problema all'esterno e invece qui dentro non fa niente nessuno. Invece ci sono moltissime esperienze di questo tipo, ecco, perché un po' di schiavitù ce l'abbiamo anche qui in Italia
e nessuno si occupa di alcune realtà importanti. Allora chiediamo anche di raccontare che cosa fate rispetto al fronte interno, chiamiamolo così, non solamente al sud, perché c'è un centro di eccellenza di emergency anche a Mestre, per esempio. Ecco, a Marghera per la precisione. Quindi anche molto vicino a noi ci sono delle realtà che fotografate da un reporter sembrerebbero appartenere a dei mondi molto lontani, invece sono dei confini interni che spesso non valichiamo. Sì, assolutamente, nel senso che noi dal 2006 che siamo operativi in Italia, e quindi operativi vuol dire che abbiamo degli ambulatori, delle cliniche sia fisse che mobili in varie regioni d'Italia, da sud a nord. La seconda proprio che abbiamo aperto nel 2010 nel ricco nord-est a Marghera, quando ci dicevano tutti quanti ma come andate a Marghera, insomma in Veneto, la sanità eccetera eccetera. Vero, sicuramente c'è un livello di sanità pubblica assolutamente dignitoso, che però non basta. Non basta soprattutto a prendersi cura delle fasce di popolazione più vulnerabile, e non parlo soltanto degli stranieri, di quelli cosiddetti regolari o irregolari eccetera, ma parlo anche proprio dei cittadini italiani. Il nostro primo paziente di Marghera, io non finirò mai di dirlo, è stato un italiano, un signore che tra l'altro in gioventù aveva anche fatto parte della squadra olimpica, non mi ricordo neanche di che disciplina, eccetera, eccetera. Poi purtroppo la sua vita non era andata come si sarebbe immaginato, problemi familiari, divorzio, perde il lavoro, si ammala, un problema ai denti, quindi comincia a perdere i denti, da lì non riesce più a trovare lavoro, non riesce più neanche a nutrirsi, perché ovviamente poi diventa un problema non soltanto cioè di estetico, ma proprio di salute, ed era entrato in quella spirale in cui sempre più persone purtroppo nel nostro paese entrano, perché mattoncino dopo mattoncino abbiamo smantellato negli ultimi 25-30 anni quello che era un vanto dello Stato sociale italiano, garantito anche dalla nostra Costituzione, soprattutto l'articolo 32 sul diritto alle cure. Quindi questo smantellamento faceva sì che appunto un cittadino italiano fosse ridotto a vivere in centri di accoglienza in cui si muoveva da parte all'altra, da un giorno all'altro, e non potesse curarsi i denti, perché nel ricco nord-est, nonostante tu sia indigente e quindi tu abbia diritto all'esenzione dal pagamento del ticket per la prestazione, perché ormai non si parla più di cure, si parla di prestazioni, non ci sono più ospedali ma aziende ospedaliere, dovevi, se avevi bisogno di fare una protesi dentale, devi dare un contributo per i materiali. Il contributo per i materiali di una protesi di livello minimo è di 700 euro per la doppia arcata. Allora immaginatevi una persona che non ha un lavoro, che ha un reddito inferiore agli 8.000 euro l'anno e che quindi ha il diritto all'esenzione, dove li prende 700 euro per andarsi a fare i denti? E questa è una situazione che noi vediamo non solo qui, ma la vediamo un po' in giro in tutta Italia. Ed è per questo che sempre più abbiamo sviluppato queste attività in Italia, che inizialmente pensavamo fossero soltanto o prevalentemente per appunto migranti che non erano registrati, cosiddetti regolari, che con gli anni purtroppo sono andati aumentando. Quindi abbiamo continuato a togliere regolarità e quindi a dare la possibilità invece alle persone di essere gestite e di poter accedere ai propri diritti, tant'è che ci sono situazioni veramente vergognose in questo paese. Tu parlavi prima di schiavitù, io mi sono trovata in Sicilia a vergognarmi, e questo lo dico proprio in maniera molto così serena, perché ero rientrata dal Sudan da poco, anni fa, in quella che viene chiamata la fascia trasformata tra Ragusa e come si chiama, dove c'è vabbè, mi verrà in mente, comunque intorno a Ragusa,
avevamo un ambulatorio mobile e arriviamo e mi dicono guarda adesso andiamo in questa campagna dove vivono dei sudanesi, infatti si chiamava Hotel Khartoum, era una masseria vuota che era stata occupata da queste persone perché nonostante la legge preveda che il datore di lavoro anche sui lavoratori stagionali debba fornire una casa, un posto dove dormire alle persone che vengono a lavorare stagionalmente, queste persone invece erano totalmente abbandonate a se stesse, anzi di più, abbandonate a questi caporali che li gestiscono in senso proprio fisico, quando ti devi svegliare, quando devi andare a lavorare, per quante ore devi lavorare sotto il sole, eccetera, eccetera, quanto ti pago e quanto mi trattengo della tua paga e quindi andiamo in questo posto con i nostri mediatori per avvicinare questa comunità e spiegargli che esisteva questo ambulatorio mobile, dove lo potevano trovare, quali erano i servizi. E c'erano questi sudanesi che quando gli ho detto che ero appena tornata dal Sudan, meravigliati perché ovviamente non pensavano di poter incontrare persone, nel nulla che avevano hanno messo su da sudanesi il jabanà, quindi tutto il tavolino per preparare il caffè tradizionale sudanese, eccetera, eccetera, chiedendomi scusa per la pochezza del contesto nel quale mi accoglievano. Ecco, io mi sono sentita veramente, volevo scomparire, cioè proprio ho detto no, veramente mai più una situazione del genere, perché loro chiedevano scusa a me, io dicevo no, ma sono io che mi devo scusare con te, perché io so tu da dove vieni, so che cosa hai lasciato alle spalle, so quanto ti è costato fare questo viaggio, so che cosa hai rischiato, arrivi qui, nell'Italia, paese del G7, culla dei diritti e dei valori, e tutto quello che ti posso offrire è un casolare diroccato di merda, scusate il termine, dove la tua dignità viene calpestata quotidianamente. Ecco, io credo che questo sia, come dire, un qualcosa che dovrebbe produrre un senso proprio di repulsione verso queste situazioni, invece purtroppo, come dice Giulio, ho notato sempre più che c'è un senso di assuefazione. In questa fascia trasformata c'era questa cosa che secondo me è veramente assurda. C'è la spiaggia vicino al mare e tu hai tutte queste serre a perdita d'occhio, proprio chilometri e chilometri di serre, quindi estremamente visibili, dove tutti sanno le condizioni in cui vivono le persone che sono lì dentro, tutti sanno che cosa si fa in quelle serre perché poi i pomodorini di quelle serre ce li mangiamo e siamo contenti che costino 1 euro invece che 3. E in tutta questa situazione tu vedevi che arrivavano i villeggianti con l'ombrellone, passavano in mezzo alle serre per andare in spiaggia a fare il bagno e io questa cosa l'ho trovata alienante, disumana, sembrava davvero la bolla della sicurezza di cui parlava, ma proprio fisica. Truman Show, non so se l'avete mai visto questo film, in cui tu sei in una bolla, vai avanti senza sapere tutto quello che c'è fuori dalla bolla, che la realtà vera è quella fuori dalla bolla. Ecco, questa cosa esiste nel nostro paese nel 2023 sotto gli occhi di tutti i cittadini, di tutte le istituzioni. Ma a me fa rabbia perché dico soprattutto dei cittadini che poi hanno il dovere e la responsabilità di fare pressione sui politici perché, cioè, signori, se vi voto qualcosa lo dovrete pur fare e mi dovete rendere conto di quello che fate. E invece sempre più spesso purtroppo c'è questa assuefazione. Ecco, noi cerchiamo, non vogliamo con le nostre attività in Italia sostituirci al sistema sanitario nazionale, non è proprio il nostro obiettivo, anzi è viceversa. Vogliamo essere un pungolo per il sistema sanitario nazionale affinché le tasse che noi paghiamo siano utilizzate nel modo corretto, siano utilizzate per garantire a tutti, perché la nostra Costituzione, l'articolo 32, dice che il diritto alle cure è un diritto della persona, non del cittadino italiano, ma della persona, quindi di chiunque si trovi sul territorio italiano, oltre che un interesse della comunità. E quindi questo incontro tra il diritto della persona e l'interesse della comunità noi proviamo
a realizzarlo attraverso queste cliniche che fanno assistenza sociosanitaria e soprattutto spingono le tante sanità, perché purtroppo ci ritroviamo a non avere un sistema sanitario nazionale, ma 21 sistemi sanitari regionali, anzi poi sempre più parcellizzati. Proviamo a farlo con le nostre cliniche. Qualcosa si muove, anche a Marghera stiamo riuscendo a sviluppare poi dei progetti che stimolino le realtà, le ASL locali e che facciano rete tra tutte quelle che sono poi le realtà sul territorio. E anche per questo, come dicevamo prima, è importantissima la partecipazione di tutti, dei tanti volontari che ci vengono anche a dare una mano negli ambulatori, eccetera, eccetera. E anche questa è una delle peculiarità storiche di Emergency, cioè proprio la capacità di essere i primi ad arrivare, i primi a realizzare eccellenza, però anche avere la capacità di passare la palla poi perché quella realtà si radichi in quel territorio. E quindi essere da pungolo. Questo stimolo lo passo a Giulio, cioè nel tuo lavoro c'è quest'idea anche di pungolare le coscienze o di aiutare anche altri a svegliarsi? Questa è la prima domanda, però ne ho anche un'altra, perché... Allora ne faccio due corte. Partiamo da questa, dopo te ne faccio un'altra, collegandomi a quello che ha detto Rossella. Lo spero, però come ti dicevo prima non ho questa presunzione. Io ho, come ho detto prima, conosciuto la fotografia, ho iniziato questo lavoro tra l'altro da autodidatta e lo utilizzo per registrare quello che mi interessa, tra virgolette, studiare e capire in qualche modo, avvicinarmici. Io trovo sempre molto belle alcune parole che io ho letto nel libro di Kapuscinski, L'altro, no? Quindi la fotografia è qualcosa che ti spinge a incontrare l'altro, che altrimenti probabilmente io non avrei questa spinta a incontrare l'altro se non lo dovessi fare perché è il mio lavoro, negli anni è diventato il mio lavoro, ma perché la mia curiosità non è talmente forte da poter semplicemente approcciarmi all'altro, mentre invece se lo devo fotografare, allora invece cambia, perché hai bisogno di registrare quella cosa e quindi poi quella cosa può darsi che interesserà a qualcuno. Ripeto, io lo spero, voglio dire, però non significa, però non lo faccio non è il mio primo obiettivo, perché se una cosa non interessa a me, sicuramente non interesserà nemmeno a te, perché probabilmente io lo farò male, lo farò svogliatamente e non sarà un lavoro degno di essere presentato a una persona, degno dell'interesse di una persona, degno della curiosità di quella persona, di porsi una domanda davanti a una fotografia e dice: ma guarda questo dove stava? Cioè, ma guarda qua stava succedendo quando questo stava fotografando. E allora magari ti viene da farti una serie di domande che, come ne parlavamo quando abbiamo aperto la mostra, ne parlavamo con Antonella, no? Cioè la fotografia non dà risposte, la fotografia pone domande, cioè deve spingerti a porti delle domande, sempre. Che poi in realtà è quello che è la cultura in genere, no? La cultura non ti dà una risposta, la risposta la generi, la studi, la scavi, voglio dire. E la fotografia è la stessa cosa in qualche modo, cioè tutti i tipi di fotografia, anche la fotografia d'arte, cioè ti stimola la creatività, ti stimola il ragionamento. E la fotografia di documentazione, se vogliamo chiamarla fotogiornalismo, dovrebbe essere un tipo di fotografia che deve stimolarti a porti una domanda. Ovviamente, come stiamo ragionando, cioè noi singolarmente non è che possiamo cambiare il mondo, voglio dire. Cioè, io, peggio di Rossella, io sono un grandissimo fanatico dei supereroi. Proprio a me i fumetti, cioè io leggo tonnellate di fumetti, voglio dire, però sono gli unici eroi che concepisco, voglio dire, cioè gli eroi
non esistono, voglio dire. E quindi noi da soli non possiamo fare niente, voglio dire, cioè non è... però è importante che anche il singolo magari colpito da un reportage, non voglio fare l'esempio della fotografia perché altrimenti sembra che voglio tirare acqua al mio mulino, facciamo finta che viene toccato da un articolo particolarmente interessante su una determinata tematica, non per forza sulla guerra, ma per esempio sulla povertà in Italia, di un bravo giornalista, e per la prima volta magari volge lo sguardo a quello che tutti i giorni sta sotto al palazzo e gli chiede l'elemosina. Cioè, guardate che non è una fesseria, voglio dire. È quello che un lavoro come il mio dovrebbe in qualche modo scuotere, no? Cioè, ma torniamo sempre alla questione della bolla di sicurezza, no? Ma c'è qualcosa oltre me che non è così tranquillo, voglio dire. E quindi se anche un singolo per un attimo gli viene, cioè può sembrare una fesseria, lo ripeto, può sembrare pietismo, non lo è secondo me, dire come stai a un estraneo o a una persona che magari vedi che sta accasciata in mezzo alla strada, interessarsi all'altro anche per un attimo, cioè non significa che devi diventare un operatore di emergency o un fotoreporter cioè semplicemente interessare, cioè quella persona che tiene a fianco, salvo che non è uno che ti vuole ammazzare, di base è un essere umano come te, e quindi interessarsi un attimo all'altro. Io ve lo dice uno che sinceramente è uno estremamente egoista sotto certi punti di vista, chiuso, però negli anni poi mi sono reso conto che ci sono dei gesti anche piccoli che ti rendono umano, voglio dire. Cioè, e per me è diventato importante e io devo ringraziare in qualche modo la fotografia, perché lo ripeto, cioè la fotografia per me è stato uno stimolo ad andare a vedere dei mondi oltre il confine di casa mia, non il confine del mio paese, il confine di casa mia, e avvicinarmi a quel mondo, a quell'altro che per quanto possa essere a 10 metri estremamente lontano, fino a quando non gli giro intorno, gli do una moneta, cioè non lo so. Io per esempio questa cosa che non ho mai avuto, invece per esempio ce l'aveva mio padre. Cioè, mio padre era una persona che, io quando ero ragazzino c'era una cosa che io ce l'ho sempre qua, perché poi in realtà era quando io avevo 7 anni, 8 anni fondamentalmente. Tutta la questione migratoria già c'era ovviamente, però non era così pressante, non era così l'invasione, bla bla bla, e tutte queste cose qua. Però ovviamente io mi ricordo di questo ragazzo che non so di che etnia fosse, però era di colore, io abitavo a San Giorgio a Cremano, che è 15 km da Napoli centro, e c'era questo ragazzo che vendeva i fazzolettini, e mio padre praticamente, cioè quello lo conosceva, e diceva, ma come un sciacchista? Ho detto, no, quello a me mi dà i fazzolettini, a me mi servono i fazzolettini, ci do qualcosa, magari se gli serve una sigaretta glielo do, fino a quando a un certo punto io scoprì che mio padre praticamente... cioè mio padre era un impiegato, cioè mio padre praticamente io scoprì che negli ultimi anni cioè, aveva intessuto proprio un rapporto dove a un certo punto io questo ragazzo me lo trovai a casa. Cioè, ti assicuro che per me è stata talmente una cosa strana, perché era un mondo che entrava nel tuo mondo ed era una cosa importante, cioè che a me in qualche modo ci ho riflettuto poi negli anni a venire, no? In qualche modo ti ha formato, cioè tu in quel momento non lo sapevi, però cioè, mio padre a me mi ha dato un input importante, cioè quell'altro non era il periodo che il Vucumprà, ok? Sta roba terribile, no? Ultimamente l'ho letto sul Corriere della Sera, ancora il Vucumprà, cioè una roba terribile. Cioè, quello invece, cioè mio padre, senza farlo apposta, perché non è che mi stava cercando di dare una lezione, per lui era una cosa normale. Cioè, quello non era il Vucumprà, cioè quella era una persona che lui aveva conosciuto e che aveva invitato a un certo punto, dopo tempo ovviamente,
si era creata una relazione e dopo tempo cioè, il Vukumpra era una persona che era venuta a casa, che noi avevamo conosciuto, cioè, quindi capito, aveva un nome, non c'era quel confine, cioè perché tu vedevi quella persona al casello della strada ed era già là il confine, cioè là lui sta là, tu stai nella macchina, il confine è la portiera della macchina. E invece mi resi conto, cioè, non c'è questo, cioè, ora ragionandoci anche con voi mentre lo dico, cioè, quel confine non c'era, cioè, perché devi volere superare il confine e quindi io poi negli anni mi sono reso conto che non sempre lo puoi superare il confine, ci sono dei limiti, cioè siamo esseri umani, cioè, ci sono delle persone che ti stanno antipatiche, quindi dici vabbè ce la faccio, però almeno provaci, voglio dire. E per me la fotografia è stato questo, voglio dire, mi ha portato a incontrare l'altro ed è bello, voglio dire, è importante umanamente, cioè non puoi fare più a meno di fare determinati ragionamenti, ecco la schiavitù, cioè è inutile che ci giriamo intorno, poverini, vivono così, no, è colpa, cioè la deresponsabilizzazione, no? Cioè, non significa andare a togliere queste persone da dentro alle shantytown che abbiamo in Italia, però quantomeno rendiamoci conto che se paghiamo le arance tot è perché quelle arance le piglia qualcuno che viene pagato 10 euro al giorno, almeno consapevolezza. La fotografia per me è stato un grande atto di consapevolezza. Cioè, almeno non me la mandi a cantare, non me la conti, diciamo. Ed è importante. Importante. La faccio dopo l'altra. No, ho detto gliela faccio dopo l'altra, così facciamo, adesso non so i tempi, ma più o meno. Poi eventualmente se c'è qualche mano che si alza, lanciamo la palla. A te che cosa ti ha fatto andare oltre confine? Che cosa, a che cosa la associ questa molla? Un'esperienza familiare, un esempio? Cosa è successo? Domandona. No, nel senso che io e Giulio veniamo dalla stessa più o meno area, Bergamo Alta e Bolzano, esatto. Cioè, Nola, la mia città, dista 20 km da casa di Giulio, quindi diciamo che siamo quella cosa lì. Ma diciamo che io ho sempre avuto, sono sempre stata molto curiosa, invece, molto curiosa. Quindi anche l'apertura verso l'altro, verso tutto quello che era diverso da me, è sempre stato abbastanza congeniale. Devo dire che c'è stato un percorso anche scolastico, professori, soprattutto il professore di italiano e latino, che era un sacerdote alle scuole superiori, che piano piano mi ha, come dire, fatto capire quanto importante era che mi facessi delle domande, che non dessi per scontato quello che vedevo, che andassi un po' ad approfondire, e approfondendo attraverso la lettura dei libri soprattutto, come dire, ho scoperto un po' di mondi. Uno era l'Afghanistan, paese di cui mi ero innamorata per un romanzo di Ken Follett, quindi neanche proprio, cioè non... E che poi ho ritrovato anche lì in un altro libro che mi aveva regalato la mia migliore amica per il mio compleanno, che era Pappagalli Verdi, quindi il primo libro scritto da Gino Strada, e me l'ha regalato proprio quando io mi stavo laureando e dovevo decidere cosa fare dopo. Quindi ho deciso, leggendo Pappagalli Verdi, che quella poteva essere una strada, ho fatto questo master, e quando dovevo scegliere cosa fare come stage per il master, quelli che proponeva l'università proprio di andare a fare le fotocopie al Ministero degli Esteri non era proprio il massimo dell'aspettativa. Ho detto vabbè, io ci provo a superare questo confine e mando la richiesta ad Emergency, vediamo, magari qualcuno mi risponde. E non mi ha risposto subito, devo dire la verità, sono passati un po' di mesi.
Però poi c'è stata questa possibilità, sono andata a Milano, dovevo rimanere per 2 mesi, sono rimasta un terzo come volontaria e poi è diventata la mia vita e non me ne sono mai pentita, anzi l'ho considerato un grandissimo privilegio perché avere la possibilità di incontrare tantissime persone, di vedere la realtà della vita, di entrare nella vita, poi entrandoci attraverso gli ospedali conosci le persone in un momento di estrema vulnerabilità in cui sono feriti, sono malati e quindi, come dire, sono anche momenti molto delicati che però spesso fanno aprire molto di più le persone e quindi avere questa possibilità credo che sia stato proprio un privilegio unico. E però io credo che i privilegi ti diano anche poi delle responsabilità importanti, perché altrimenti, ecco, restano privilegi e non, esatto, e non costruiscono nulla. E quindi la possibilità poi di come dire, restituire un po' quello che è l'esperienza quotidiana dei nostri ospedali, credo che sia proprio il minimo che si possa o che si debba fare per chi appunto ha il privilegio di vedere le cose come stanno e non come te le mandano a dire, come diceva prima Giulio. Poterlo fare con un'organizzazione che, come dire, in cui mi sono trovata poi a casa, onestamente è stata proprio una seconda famiglia, è un ulteriore privilegio perché non è mai stato come dire, un lavoro, è stata proprio un percorso di vita importantissimo che spero come dire, riesca ad essere anche e anzi io lo vedo, nel senso che mi sembra, al di là della mia esperienza personale, che in un contesto, come diciamo prima, sempre più chiuso, sempre più razzista, perché proprio usiamo le parole per quelle che sono, sempre più claustrofobico, nel quale le ONG sono state oggetto di campagne proprio di criminalizzazione, lo sono ancora oggi. Ecco, invece in Emergency abbiamo sempre respirato un'aria diversa, non soltanto al nostro interno, ma anche appunto attraverso il contatto e le iniziative che vengono fatte sul territorio, eccetera. E questo credo che sia non solo riconoscimento, diciamo, della credibilità di Gino, del lavoro che è stato fatto in questi anni, ma anche da parte nostra la responsabilità di rappresentare tantissime persone in quello che facciamo e quindi di farlo anche in nome e per conto di centinaia di migliaia di persone che magari non hanno il privilegio che ho avuto io di venire in Afghanistan e di realizzarlo quel sogno che era andare in Afghanistan e addirittura essere anche utile un po' per gli afghani, ma che hanno comunque gli stessi valori, gli stessi principi che muovono me. E quindi questa cosa credo che sia un po' anche quello che rende Emergency un'organizzazione un po' non un'ONG normale, diciamo così, ma proprio un'esperienza. Ecco, questo Gino lo diceva sempre. Emergency non è semplicemente un'organizzazione umanitaria, è un'esperienza collettiva che è possibile grazie al fatto che centinaia di migliaia di persone condividono una stessa visione del mondo, gli stessi valori e si sentono responsabili, ciascuno per il proprio pezzettino, di portarla avanti e di costruirla. Quindi questa è stata, diciamo, l'unione della mia curiosità con l'occasione e la fortuna di aver incontrato probabilmente le persone giuste al momento giusto. La commento in conclusione questa cosa che hai detto adesso, perché adesso facciamo la seconda domanda a Giulio. Sì, perché io questa ce l'ho ancora dall'inaugurazione. Perché...
Sì, perché quando si vede... no, ti volevo qua in presenza, qua in presenza. Perché quando si vede il lavoro di un reporter come te, c'è una cosa che colpisce, cioè voi andate lì vicino a delle esperienze di sofferenza enormi, le fotografi, entri in contatto, probabilmente anche ti identifichi con dei ragazzi della tua età, gente molto giovane o anche bambini più giovani ancora. Cioè, alcuni confini che mettiamo li mettiamo anche perché queste cose ci scarnificano di fronte alla sofferenza altrui. Come si fa a stare così vicino e a tornare a casa anche sufficientemente sani? Eh, eh, come dirti? Io penso che questa è una domanda che la si pone spesso ai fotografi, ai giornalisti, soprattutto chi fa le crisi, no? Perché poi i fotografi in particolare, e tutti i giornalisti che sono stati in zone di guerra, tengono sempre quest'aura da supereroe, sono stato là, è stato duro. Mm, per me non funziona così. Non funziona così non perché non venga toccato da quello che vedo, ma per il semplice motivo che, come ti dicevo prima, l'esperienza che io vivo mi aiuta poi ad essere quello che sono nella vita normale. Il che significa mi aiuta anche ad apprezzare il fatto che io viva in una situazione di normalità. Certo, è ovvio che, e soprattutto quello che vedo mi aiuta a essere critico. Quindi io quello che potrebbe essere un malessere che mi porto dentro lo tiro fuori nel momento in cui mi vengono a dire perché, che ne so, questa guerra è giusta. No, questa guerra è una merda. E io lo sfogo in questo modo, voglio dire. È ovvio, se la tua domanda era ti tornano in mente immagini di quello che hai visto, può capitare. Però se ti devo dire che non ci ho dormito la notte, no, non è così. Perché sarei un ipocrita, perché non è così, perché io so cosa sto andando a vedere, so cosa aspettarmi. È capitato, lo ammetto, un paio di volte che mi sono trovato in delle situazioni che mi hanno ammutolito per 3 o 4 giorni. È capitato in Siria, è capitato... Però sono state delle mosche bianche nell'intero panorama del lavoro fatto finora, voglio dire. Perché, ripeto, quello che io vedo in qualche modo mi forma la corazza da umano che poi vivo nella mia normalità. Se io riesco a parlarvi di determinate cose è perché in qualche modo le ho assimilate e parlandovene ve le sto sputando addosso in qualche modo, ve le sto raccontando e parlare è di queste cose, voglio dire, è un processo di autoanalisi in qualche modo, eh, di cura, ecco, di determinate cose. Sì, esatto. Ecco, infatti su questo mi ricollego a uno degli eventi che mi è capitato che invece mi scioccò talmente tanto perché poi perché per alcuni giorni io non riuscivo a concepire quello che avevo visto, voglio dire. Perché io, uno dei primi conflitti armati, io non ho seguito molti conflitti armati, voglio dire, anche perché non sono un fotografo di guerra. Cioè, io ho seguito determinati conflitti perché erano legati a determinate cose che mi interessava andare a vedere, da ricollegare a determinate tematiche, in particolare l'immigrazione e via dicendo. Quindi io nel 2012 mi vado in Siria e per la prima volta ero già stato in Afghanistan ma in embedding con i militari italiani, quindi tutt'altra storia, voglio dire, tutt'altra tranquillità e via dicendo. Entro in Siria quando scoppia la guerra in Siria. C'erano 4 fotografi e 2 giornalisti in Siria quando entrai io. Attraversai il confine tra Libano e Siria in maniera illegale tramite gli smuggler e quindi mi ritrovai in Siria. Io non parlo arabo, tanto per dirvelo, cioè, e mi ritrovai nel pieno dei bombardamenti del governo siriano su una cittadina che si chiamava Al-Qusair, che è una cittadina da, mi pare, 40.000 abitanti, una roba del genere. Però era un paesino di frontiera e
e lì bombardavano perché era uno dei punti dove poi passavano approvvigionamenti, rifugiati, armi e robe varie. E quindi in questo paesino bombardavano tutti i giorni e io ci rimango impelagato per 25 giorni a fotografare veramente tutti i giorni, perché io ero ospite di un piccolo media center di ragazzi che raccontavano quello che succedeva sopra un ospedale nascosto in un sottoscala con l'unico dottore che era rimasto negli oltre 250 chilometri che non era voluto andare via, con una serie di infermieri, alcuni non erano infermieri, che avevano deciso di rimanere lì praticamente gli elicotteri seguivano le macchine a mo' di ambulanza per cercare questo posto, quindi noi stavamo nel posto peggiore fondamentalmente dove potevamo stare, però non c'era altro modo per farlo quelle fotografie, e per me fu la prima esperienza, però l'assimilavo in qualche modo, cioè ti dico che mi sono morti un quantitativo di ragazzini davanti agli occhi che non mi era mai capitato, per quanto io una persona morta l'ho vista la prima volta a 14 anni a Napoli, quindi non avevo una visione con un concetto, sapevo che cos'era un morto ammazzato, però diciamo era abbastanza massivo il quantitativo di persone che io ho visto morire in quell'ospedale autocostruito, però lo assimilavo in qualche modo. Rimasi scioccato pesantemente quando in realtà mi portarono a fotografare il funerale di un ragazzino di 12 anni, forse meno, ma adesso non mi ricordo, e dove praticamente il ragazzo che mi accompagnò mi spiegò, guarda, che perché io chiesi, cioè poi il lavoro del fotogiornalista non è vai là, cioè se fai il lavoro come me di base, come lo fanno tutti i fotografi in gamba, voglio dire, cioè non è che fai la foto e poi dici è morto, no, tecnicamente tu devi chiedere chi è, come è morto, dove abita, chi sono i genitori, tutta una serie di cose. Quindi veramente mi spiegarono che il ragazzino stava camminando per strada e disse, vabbè, ma è morto per un bombardamento. Ho fatto, no, quello è stato colpito da un cecchino. Allora, cioè, nel frattempo, guarda, io incominciai a fotografare, cioè, quindi, perché dovevo fare il mio lavoro, voglio dire. Quindi fotografai tutto quello che dovevo fotografare e mi riportano al media center. E a un certo punto riguardavo le foto, incominciai e guardavo veramente perché era una foto importante ma anche molto forte, voglio dire, perché c'era il corpo di questo ragazzino, voglio dire, con queste persone dietro che pregavano e a un certo punto mi si accese come un faro, no? Cioè, sapete quando a un certo punto, come quando ti viene un'idea alla quale non avevi pensato prima, ricollegando una serie di ragionamenti, cioè, questo ragazzino non è morto per un bombardamento, è morto per un cecchino. Cioè, sì, non so se riuscite a rendervi conto della differenza. C'è una grossa differenza, voglio dire. Cioè, non è che se muori per una bomba è meglio, voglio dire. Però morire per mano di un cecchino, voglio dire, è più grave. Perché dall'altro lato c'è qualcuno che pedissequamente, non so se è il termine, cioè uno che ha la volontà, cioè ti ha dentro un mirino e ti spara in fronte. Cioè lì mi cadde un po' il mondo addosso, anche perché non potevo parlare con nessuno. Cioè io ero l'unico fotografo che stava con questi ragazzi del media center, cioè con chi sfogavo, voglio dire, capito? Cioè, e io ricordo che per un paio di giorni, 3 giorni, ebbi una sorta di mutismo automatico praticamente, cioè non riuscivo cioè facevo le poche cose che potevo fare le facevo in automatico, però mi rendevo conto che non riuscivo a buttarlo fuori, non parlavo con nessuno praticamente, per quanto noi stavamo in una stanza, quindi, e ricordo che a un certo punto fui costretto a scrivere, io non è che sono uno che scrive, cioè, veramente, adesso Emergency mi ha chiesto di scrivere per il trimestrale, è stato un dramma, in realtà perché avevo pochissimo tempo ho detto guarda, mi hanno chiesto 5.000 battute, gliene ho mandate 12.000 praticamente. Esatto, perché, però per tirarlo fuori ebbi bisogno di scriverlo, quindi sì, è capitato, però poi normalmente provo a utilizzare quello che vedo, quella rabbia che poi accumulo, come dire, anche quel male che tu stai mangiando fondamentalmente,
cerco di riutilizzarlo per essere forte nel momento in cui ne devo parlare, per esempio, nel momento in cui, cioè io negli anni ho dovuto imparare a parlare del mio lavoro, e se tu sei forte di quello che hai visto perché lo hai masticato, lo hai vissuto, quella cosa ti aiuta anche in qualche modo a incanalarlo senza da avere, diciamo, angosce, voglio dire. Poi ovviamente i traumi ce l'hai, cioè, che non sono i traumi del ho sentito una botta e sono saltato, no, i traumi sono che magari non sei l'allegrone del gruppo, oppure cioè, tutta una serie di cose, e tu magari all'inizio non te ne accorgi, però in realtà è così, cioè non sei uno di quelli che fondamentalmente andiamoci a bere una birra, no, cioè, lascia perdere. però poi fai la tua vita normalmente, ecco. Però è anche un punto soggettivo comunque, penso. Io almeno per me è così. Grazie. Credo che siamo... Ecco, allora siamo in chiusura perché i tempi si sono un pochino allungati, ma valeva veramente la pena di lasciare tutto lo spazio che volevano a Rossella, a Giulio, che non hanno certamente bisogno della domanda o dello stimolo, perché stasera si sono molto aperti. Io li ringrazio di cuore per questo, perché stasera abbiamo avuto un altro superamento di un confine, perché anche noi abbiamo dovuto avere un po' di coraggio a chiamare la presidente di Emergency, a chiamare il grande reporter di tutte le testate, comprese quelle tedesche impronunciabili, e dopo invece abbiamo incontrato Giulio e abbiamo incontrato Rossella. Noi siamo sopra un palco qui per esigenze di visibilità, di ripresa, insomma, però il palco non c'era, perché avete veramente sentito due persone che sono con noi a tutti gli effetti. E allora forse questa è la cosa che possiamo portarci a casa, che anche noi, e non è un atto di presunzione, ma siamo un po' come loro, e possiamo essere un po' come loro. Ecco. Ha riso qualcuno però. Esatto. Dice, se la conoscessero come me non vorrebbero. No, battute a parte, però veramente questo significa per noi incontrare le persone, allora togliere il confine della portiera o del cancello o del fatto di dare un'etichetta perché quella persona ha un nome. E su questo permettetemi anche un commento da educatore, perché incontrare le persone è il miglior esempio che noi possiamo dare anche ai bambini e ai ragazzi. Ce l'ha raccontato Giulio con l'esperienza del papà, di quello che faceva il papà, ce l'ha raccontato Rossella con l'esperienza dell'insegnante che la incuriosiva, e poi di Gino naturalmente, però forse noi tutti possiamo fare questa cosa, far vedere che le persone si possono incontrare e che i confini non sono quelli lontani, fisici, ma sono anche quelli personali, relazionali, emotivi. Questa è una cosa importante ed è anche il gancio che noi abbiamo dato a Rossella per tornare a trovarci. Speriamo di poterla coinvolgere, come stiamo cercando di iniziare a preparare, anche in un contesto di incontro educativo, perché questi incontri non si facciano solo con le persone adulte, ma anche con i bambini e con i ragazzi, o con le persone che con i bambini e con i ragazzi ci lavorano. Quindi è stato veramente oltre il confine anche questo confine, quindi adesso scenderanno dalle scale, vedrete che sono alti come noi, eccetera. Bene, quindi mi dispiace che non c'è il tempo adesso per le domande, però noi contiamo veramente che questa sia stata la prima di una serie di altri incontri. Vittorio Veneto è anche piaciuta, Rossella ha detto che tornerà, abbiamo fatto vedere il centro storico, anche Giulio la conosce già. La mostra si trova nel centro storico, vi invitiamo quindi a vederla, vi do anche gli orari. La mostra è aperta il venerdì, sabato e la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. Nei venerdì di luglio, quindi stasera, è aperta anche dalle 21 alle 23. E quindi Rossella questa sera la vede per la prima volta perché abbiamo l'apertura anche serale. Vi invitiamo quindi veramente a approfittare di questa occasione e a tenervi in contatto con le iniziative come questa del Comune di Vittorio Veneto, che ringraziamo. Quindi grazie a tutti, buonanotte.